Ormai il voto è dietro l'angolo e anche Rossano Veneto si prepara alle sue elezioni comunali, una sfida che si giocherà a centrodestra, due candidati a sindaco, due liste, ma soprattutto due punti di vista. Se da una parte la squadra di Marco Zonta guarda la continuità, il candidato sindaco Davide Berton punta a un cambio di passo. Abbiamo bisogno, dopo 10 anni di amministrazione continuativa, di portare forze nuove in Consiglio Comunale. E a Rossano è indubbio che è necessario correre e finire le opere pubbliche iniziate, ma poi servono asfaltature. Tutte le strade di Rossano Veneto sono da manutentare, non è più stato fatto asfalto. Serve un cambio di passo forte anche in questo, con un piano quinquennale, ma dispalmato su ogni anno, di asfaltature di manutenzioni stradali. Inoltre vogliamo realizzare un nuovo centro sportivo a nord delle scuole. Questo centro sportivo avrà campi da tennis, da padel, da calcetto, da basket, da pallavolo, un bar, sarà un luogo di ritrovo per i giovani e per le famiglie, gratuito al mattino per le scuole, al pomeriggio per i ragazzi, la sera a pagamento per chi può permettersi di andare a giocare a calcetto a pagamento e che oggi deve purtroppo andare in un altro comune perché a Rossano mancano degli impianti sportivi.